Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I carabinieri di Catania hanno fermato la notte scorsa il presunto autore dell'omicidio di Francesco Ilardi, 51 anni, morto all'ospedale di Acireale lunedì scorso dopo essere stato ferito gravemente con colpi di arma da fuoco davanti a un circolo privato di Aci Sant'Antonio nel Catanese. Ilardi, che aveva dei precedenti per truffa, aveva 52 anni, era sposato ed era un allevatore avicolo. E sempre a Catania, 4 persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia Fontanarossa in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra loro c'era un minorenne di 16 anni. Durante un'operazione antidroga in via Capopassero, i carabinieri hanno notato i 4 sospetti che tenevano in mano bustine di plastica e 2 radiotrasmettitori, così si coordinavano per la vendita della droga. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia, sempre nel Catanese, hanno arrestato invece in flagranza un giovane pregiudicato catanese di soli 22 anni. Secondo le autorità, il giovane sarebbe responsabile di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Il giovane, sorpreso a rubare, si è dato alla fuga ma è stato intercettato dai militari che cercano adesso i complici. Infine 2 palermitani sono stati arrestati dalla polizia per estorsione a seguito di un furto di un'automobile a Partinico, centro della provincia palermitana. La polizia ha avviato una serie di riscontri e accertamenti sui malviventi noti per richieste estorsive collegate al fenomeno del cosiddetto cavallo di ritorno. Più di 1.000 euro per riavere l'automobile nel ricatto scoperto dagli agenti. Ed è tutto per questa edizione, al prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.